Ciao ragazzi, vi faccio una domanda, ma voi sapete quanto sono buoni i Colli Iberici? Tanto ve lo dico io e ve lo dico da Lonigo, questa cittadina che possiamo considerare a tutti gli effetti la capitale dei Colli Iberici, per la sua importanza, per la sua storia, tutto ravvisabile nei tanti monumenti e nei luoghi storici che caratterizzano questo importante centro. E a Lonigo hanno deciso di celebrarli i Colli Iberici facendoli gustare, cioè facendoli mangiare in senso fisico. Perché? Perché dal 27 al 30 marzo, proprio qui dietro, si svolgerà la rassegna Sapori Iberici, l'hanno chiamata giustamente così. E quali saranno i più importanti protagonisti di questa rassegna? Saranno il vino, il Thai Rosso in particolare, che è il vino storico di questa zona, e poi la soppressa d'Ecco di Lonigo, e sono entrambi prodotti ereditati da una tradizione contadina veramente di lunga data. Quindi in quei giorni ci sarà la possibilità di degustarli, di pranzare, di cenare, anche con alcune sorprese che tra poco vi svelerò. Ma non è solo questo, perché se questa rassegna si limitasse soltanto alla degustazione, a far assaggiare questi prodotti, sarebbe una rassegna come tante altre. In realtà c'è molto di più, ci sono degli antefatti storici e delle premesse soprattutto sugli obiettivi che si vogliono cogliere con Sapori Iberici che vanno ben oltre la semplice degustazione. Andiamo con ordine. Sapori Iberici io li raffigurerei con prodotti legati al buon cibo e al buon vino, ovviamente. E tutto questo che noi oggi possiamo presentare attraverso una gamma importante di piatti ben curati e ben prodotti sono il frutto di passione artigianale, sono il frutto di colline armoniose e di campagne e di pianure che sgorgano prodotti di altissima qualità che i nostri cuochi, i nostri chef, i nostri giovani, le nostre nuove generazioni con cui collaboriamo attraverso il mondo delle scuole riescono poi a impiattare, a preparare con grande armonia e con grande capacità, vorrei dire anche organizzativa. Perché avete voluto organizzare questa manifestazione, che è già la terza edizione peraltro? Allora, ti dirò Stefano, è iniziato tutto per scherzo qualche anno fa quando ci sembrava opportuno promuovere e presentare al grande pubblico della fiera di Lonigo un prodotto di eccellenza che è poco conosciuto ma che ha un grande valore aggiunto, il Thai Rosso DOC dei Colli Iberici. Ci sembrava carino anche affiancare qualcosa di emblematico e cosa non poteva mancare vicino a un buon bicchiere di Thai Rosso, la soppressa vicentina, ma in modo particolare la soppressa d'Ecco di Lonigo, che è una soppressa che esprime una gradevolezza e una sapidità che è straordinaria, assieme poi a tanti altri prodotti della nostra cucina tipica vicentina. E questo perché Lonigo, anche da questo punto di vista gastronomico, è al centro. Lonigo, per fortuna e anche per storicità, è effettivamente quella che si dice essere la capitale dei Iberici. Lo dice la storia, non è sicuramente una mia idea. La viabilità, la bellezza delle colline, il patrimonio architettonico, la cultura, la capacità anche di esprimere valori aggiunti. Parliamo di agricoltura, parliamo di cantine, parliamo di ville, parliamo insomma di bellezza. Cioè Sapori Iberici è lo show della bellezza. Lonigo al centro dunque. E in centro a Lonigo si svolgerà per l'appunto la rassegna Sapori Iberici e si farà qui, su questo grande prato, proprio sotto la torre in cui è ancora incastonata l'aquila reale, simbolo degli Scaligeri. C'è una logica chiara dietro a questa scelta, una logica che va ben oltre le semplici esigenze, semplici tra virgolette ovviamente, esigenze logistiche e organizzative. C'è innanzitutto la volontà di emergere, di convocare cioè i sapori del territorio e di farli diventare testimonial di tutto questo comprensorio. Un comprensorio che ha delle enormi potenzialità, ma che forse non sono così ancora pienamente sfruttate, come invece avviene per esempio anche in altre zone del Veneto. Ma vi garantisco che qui non manca assolutamente nulla. E le immagini che state vedendo sono proprio relative a queste bellezze, oltre che paesaggistiche, anche monumentali e artistiche di Lonigo e del suo comprensorio.
e sono la testimonianza di un passato storico importante, ma non solo, ma anche di un senso di appartenenza che non è mai venuto meno. Ma come dicevo prima, si tratta di ricchezze che forse non sono ancora fortemente note al grande pubblico, ragion per cui qui c'è ancora veramente tanto da vedere e da scoprire. I valori di questa terra si possono riassumere in un concetto che è il valore dell'agricoltura, perché comunque tutto parte da lì. Noi siamo la patria della ricerca genetica del grano. Le principali varietà del grano tenero in Italia e nel mondo sono partite qui dall'Istituto Strampelli. Siamo poi la terra conosciuta per i grandi allevamenti, siamo la terra conosciuta per i grandi vigneti, siamo conosciuti per il buon cibo, per le trattorie storiche. Quindi è giusto far leva sui sapori per farla conoscere questa terra? Assolutamente sì. Cioè, si parte sempre dalla tavola, perché la tavola è il connubio della sapienza produttiva e della sapienza artigianale. Come si svolgerà materialmente la festa? È una fiera in cui ci sarà un grande show di prodotti preparati in modo artigianale e curati in modo particolare per questa 3 giorni molto intensa dal punto di vista del cibo e del buon vino. Oltre ovviamente al buon cibo e al buon vino, ci sarà la possibilità anche di intrattenere le famiglie con dei giochi molto piacevoli, ovviamente in cui le famiglie potranno anche far sì che i loro bambini si divertano, e ci sarà un'area dedicata anche ad esibizione di maestri dell'artigianato non indifferenti, con grande capacità mediatica di comunicazione, che abbiamo voluto coinvolgere per dare una marcia in più alla nostra impresa di sapori iberici. Mi sembra un punto di partenza tutto quello che mi stai dicendo, o sbaglio? Sì, siamo solo all'inizio. È una partita importante quella che vogliamo giocare al centro di un comprensorio legato alla natura, legato a terreni straordinari che riescono a dare anche un'attrazione turistica importante. Quindi se noi riusciamo a preparare del buon cibo e a preparare bene le nostre colline, credo che molti turisti e molti appassionati cercheranno sapori iberici. Se la soppressa di Lonigo d'Eco, come abbiamo detto, è uno dei sapori cardini di questa manifestazione, nasce nelle famiglie, nasce nelle campagne, l'altro è sicuramente il Thai Rosso, il vino dei Colli Iberici, che proviene sostanzialmente dagli stessi ambiti. Sono ancora le famiglie soprattutto a produrlo questo vino. E il vino, il Thai Rosso, riflette profondamente e pienamente questo territorio, per la sua delicata intensità, per l'armonia e per la tradizione che incorpora. Il Thai Rosso è il vino simbolo del territorio dei Colli Iberici. È un vino al di fuori dei cliché e di tanti leitmotiv che riempiono la nostra testa di appassionati. Perché? Perché è un vino un po' più originale, nel senso che ha meno tannino di tanti vini rossi che conosciamo, e però ha una freschezza che lo rende in qualche modo abbinabile a tantissime cose che non immagineremo neppure. Ovviamente il suo abbinamento principe è quella soppressa, però è un vino che veramente se la può giocare con primi piatti a base di pesce, può spaziare fino agli affettati, arrivando fino ai formaggi stagionati, erbolinati, nelle sue versioni un po' più strutturate. È comunque uno dei vini più contemporanei che può offrire oggi la Regione Veneto dal punto di vista del consumo, dal punto di vista delle tendenze che sono oggi in auge, e poi anche dal punto di vista della versatilità gastronomica. Non è un vino conosciutissimo, o sbaglio? È poco conosciuto con il nome di Thai Rosso, però in realtà è molto conosciuto con tanti sinonimi, perché il Tokai Rosso, il vitigno Tokai Rosso, fa parte di una famiglia più ampia, delle Grenache, e quindi i sinonimi che magari siamo abituati a sentire in merito a questo vitigno sono Cannonau, sono Grenache, sono Garnacha, sono molti altri. È un vitigno che in qualche modo però ha bisogno di climi caldi, molto ventilati, secchi, asciutti, per esprimersi al meglio. C'è infine un'appendice storica che vale la pena mettere in risalto anche in chiave sapori iberici.
Dovete sapere infatti che l'Onigo per molto tempo, soprattutto in epoca medievale, è stato territorio di grandi contese, soprattutto tra le signorie locali che gravitavano in tutto questo territorio veneto. E perché c'erano queste contese? Perché l'Onigo era strategico, era una cerniera strategica per l'appunto tra il mondo veneziano e padovano da una parte e quello veronese e cartesano dall'altra. E i della Scala, gli Scaligeri, ebbero un ruolo fortemente attivo in queste contese e anche oggi sono numerose le testimonianze che si possono vedere, come ad esempio quella torre, della presenza degli Scaligeri. Quella torre, ad esempio, faceva parte della fortificazione che circondava tutta la città di Lonigo. Queste cose, queste presenze veronesi, ci saranno anche a Sapori Iberici, ci saranno delle presenze molto particolari e ci sarà anche una contesa, però stavolta il campo di battaglia sarà la tavola imbandita, molto meglio, molto meglio. Ci sono degli intrusi come tu chiami, ma io li vorrei coinvolgere e li stiamo coinvolgendo perché hanno fatto del riso e dell'arte pasticcera un'impresa straordinaria, vorrei dire anche senza eguali a livello mondiale, per cui per noi avere queste due casate nobiliari che vengono a Lonigo per intrattenere ospiti, turisti, amici e curiosi e perché no anche i nostri concittadini è prima di tutto un onore. Così Luca capisce che... Oh, ecco qua, Cristian. Risotto con le erbette. Ma scusa, Luca, ma parla del soppressa, del thai rosso, che questo è un thai trasparente, mi pare. Com'era qua? Bisogna che te prepari, perché adesso soppressa, tai rosso, abbiamo Sapori Iberici che sta arrivando. Questo lei per prepararsi a stomaco. Ho capito. Quindi sei molto previdente nei miei confronti. Esatto. Sì, insomma, bisogna che lo dica proprio, non vedo l'ora che arriva il 27 e non per stipendio. E buon appetito. Vabbè, Grazie, chef. prepariamoci a Sapori Iberici. Buon appetito. Grazie Cristian, grazie. Speriamo che arrivi in pressa il 27. Potete vedere il bianco, dai.